Carlo Bramezza in azienda zero e Roberto Toniolo, direttore generale della base logistica della sanità veneta, al suo posto a Bassano del Grappa. E questa è l'ipotesi che emergerebbe in queste ore all'interno di una vera e propria rivoluzione dei DG delle aziende sanitarie del Veneto. Un valzer di posti e posizioni a cui starebbe pensando il presidente Luca Zaia, secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto in un articolo pubblicato nell'edizione di questa mattina. Tutto partirebbe dalla necessità di dare continuità all'UIS Dolomiti in seguito alla scomparsa della direttrice Maria Grazia Carraro, per la cui sostituzione si fa il nome di Rosanna Zatta, direttore amministrativo già facente funzioni. Lo scambio più pesante però sarebbe proprio quello fra Toniolo, direttore generale di Azienda Zero, e Bramezza, DG dell'UIS 7 Pedemontana. Il primo era finito su Report, dove era stato diffuso il contenuto di un'intercettazione di una sua conversazione con Zaia sull'affaire Crisanti. Il secondo alle prese con una procedura di liquidazione del patrimonio per debiti contratti in una precedente attività estranea al pubblico con un'esposizione da 11 milioni di euro, è coinvolto nella vicenda che ha visto il Tribunale del Riesame e la Corte di Cassazione bocciare la richiesta della Procura di interdizione dall'attività editoriale dell'ingegner Giovanni Iannacopoulos. Secondo il Corriere del Veneto ci potrebbe essere uno scambio anche su Padova, dove Paolo Fortuna dovrebbe lasciare il posto a Giorgio Casati.